scelta per una piazza con un po' di quota, visto che Do e K ha sbagliato a sgambare. Quinta corsa, una prova per 3 anni non vincitori di 10.000 euro in carriera, 12 al via, una seconda tris nazionale, 1 Dulcinea di Casei, 2 Dance With Me, 3 Danzica B, 4 Dotto dell'Est, 5 Doe K, 6 Daddy Buio, 7 Diana Trio, 8 Dylan Di Dario, 9 Dinamo Daghi, 10 Deniro Bez, 11 Danilo Spritz, 12 Divario. La macchina inizia a guadagnare velocità sulla curva di sinistra, con cautela dal 6 Daddy Buio. Problemi per Dotto dell'Est, la macchina li lascia con facile al comando numero Danzica B 4 Dotto dell'Est su Dulcinea di Casei, Doe K all'esterno che numero ci prova. 2 Dance With in mezzo alla Me pista è partito bene Danilo Spritz che cerca di aggirare Deniro Betz, mentre c'è numero 12 Divario squalificato. Primi 200 in 14,1 per Danzica B che ora tira i remi in barca, arriva però con decisione Danilo Spritz che dalla punta di velocità va all'attacco di Danzica B, cerca quantomeno di trovare un posto Andrea Farolfi, posto che però non trova. 28,7 il primo quarto, Danzica B rimane al comando e Danilo Spritz rimane di fuori. La seconda pariglia esterna la fa subito Deniro Betz, seconda lo steccato è Doe K a precedere Dulcinea di Casei, quindi Dinamo Daghi. 600 in 44,1, si viene al passaggio davanti alle tribune con Danzica B che controlla Danilo Spritz al suo esterno, va a fare la terza pariglia a largo Diana Trio anticipando le mosse di Daddy Buio e così il mezzo miglio iniziale viene passato in 59,2. Numero 12 Divario squalificato. Sulla curva di destra Danzica B che guida nei confronti di Doe K, Danilo Spritz al suo esterno, poi Deniro Betz, ancora Dulcinea di Casei e Diana Trio, il chilometro in 1,14,2 con Danzica e Danilo alle prese. Numero nei confronti 8 di Doe K, poi Dulcinea di Casei, viene in mezzo alla pista Diana Trio, la retta di là passata in 14,2 da Danzica B che cerca di tenere a distanza Danilo Spritz, quale sta facendo un corsone tutto all'esterno, viene ributtato in corda da Andrea Farolfi per provare a ricaricare le pile. Danzica che scappa 200 dalla conclusione, fa un altro 14,4, entra in retta, arriva in vantaggio, sbaglia Danilo Spritz, da K sempre in seconda posizione avanti a Dulcinea di Casei. Danzica B che nel finale si allunga facile vincitrice, Danzica B che porta a casa il successo su Doe K, al terzo Dulcinea di Casei. 29,5 anche a chiudere, 1,13,4 cost to cost per Danzica B, il raddoppio per Federico Esposito ed il Trecate Team, Eric Bondo e la scuderia Gnafa, una figlia di What the Hill e Dakota B che in percorso di testa si impongono in questa seconda tris nazionale. La quinta corsa all'Arcoveggio, il successo del numero 3 di Danzica B. Andiamo a riepilogare quindi la possibile tris in numeri: il 3 di Danzica B al primo, il 5 di Doe K al secondo, l'1 di Dulcinea di Casei al terzo, 3-5-1 l'arrivo della quinta.